Eletto il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento è l'avvocato Antonio Maria Cremona, che ha ottenuto 8 preferenze su 15, staccando di un solo voto il suo collega Annalisa Russello. Un vero e proprio testa a testa. Il nuovo vicepresidente dell'Ordine è Riccardo Gueli, mentre Luigi Mulone ricoprirà la carica di segretario e Ilaria Sferrazza sarà il nuovo tesoriere. Un evento che ha visto anche gli apprezzamenti di tanti, tra questi il segretario della UIL Gero Acquisto, che afferma come l'elezione di Cremona rappresenta una garanzia per l'ordine forense. Soddisfazione anche da parte del consigliere di Forza Italia, Pasquale Spataro, che dichiara come l'avvocato Cremona si è sempre distinto per passione, impegno professionale, preparazione e determinatezza e che ha già guidato la Camera Civile. Sicuramente è un ruolo di grande peso, perché l'ordine non è più l'ordine di 25-30 anni fa. Io sono stato segretario, presidente l'onorevole avvocato Giovanni Marino, e all'epoca l'ordine aveva pochissimi compiti. Con la nuova legge professionale l'ordine ha tanti compiti e quindi penso che sarà un onere molto pesante e spero di poter portare a termine questa carica, questo incarico, questo ruolo, dando all'avvocatura agrigentina quel servizio che merita. Io di associativismo forense ho vissuto tanti anni, perché ho costituito e sono stato il primo presidente dell'AIGA. AIGA significa Giovani Avvocati e quindi voi capite tutti come va collocato nel tempo. Poi ho costituito la Camera Civile, dunque ho servito sempre l'avvocatura con entusiasmo e questa volta spero di poterla servire in una veste diversa, in un ruolo diverso, in un ente pubblico non economico qual è il Consiglio dell'Ordine. Io per prima cosa desidero ringraziare tutti quei colleghi che per l'elezione quale consigliere del COA mi hanno dato la loro fiducia e devo dire che non me l'aspettavo in senso assoluto di avere tutte queste preferenze. Ora invece il problema sabato era eleggere gli organi istituzionali dell'ordine, cioè il presidente, il segretario, il tesoriere e il vicepresidente, che è una carica facoltativa, ma che noi abbiamo voluto prevedere, noi voglio dire l'ordine, prevedere sia da quando è entrata in vigore la nuova legge che prevede questa figura, sia nelle elezioni passate dove ero consigliere, sia in queste. È un'elezione di secondo grado che ha una regola tutta diversa, perché tu devi per essere eletto ricevere tanti voti, qua invece devi trovare tra i 15 componenti del Consiglio dell'Ordine e raccogliere la maggioranza.